E allora partita questa prima serie con Pietro Schinetti al centro della vasca in corsia numero 4, accreditato del miglior tempo di iscrizione, lui che ha nuotato la scorsa settimana a Riccione agli assoluti in questa gara 1:49 e 83, record di Francesco Peron del 2015, 1:49 e 28. Schinetti sul passaggio più veloce 50 con 25,79, seguito da Lamberti Matteo in corsia 5. Lamberti che in carriera è già stato campione giovanile nei 1500, nazionale giovanile nel 2015. Schinetti alla 4, Lamberti alla 5, Macchia alla 3. Schinetti 53,74, 27,95 i suoi secondi 50, Lamberti 27,92, Macchia 28,37. Terza parte di gara, terzi 50 come sempre fondamentali nei 200 stile, prova a scappare via Schinetti, vediamo la frazione, 28,01 per lui, Lamberti 28,60, Macchia 28,22, dunque Schinetti che va a prenotare la vittoria qui nella vasca di Montichiari, 1,49 alto agli assoluti di Riccione, vediamo lo stato di forma una settimana più tardi dagli assoluti, qui nella vasca di Montichiari è sua la vittoria dei due stili assoluti maschi in 1,48 e 76 e dunque arriva il netto miglioramento, arriva il record della manifestazione, davvero super prestazione. Pietro Schinetti, Gam Team.